Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Allora, io sono Giulio Bertolini, della terza liceo classico, sezione A. E hai già fatto l'esame, com'è andata? Penso bene, in teoria si dovrebbe essere andato molto bene. Che cosa hai portato all'esame? In tesina ho portato il tema del viaggio, analizzato sotto diversi punti di vista, filosofico, interiore, scientifico e anche all'interno della letteratura italiana e greca. E poi durante invece il colloquio orale mi sono state fatte diverse domande anche inerenti a altre tematiche. Sei soddisfatto? Sì, molto. Puoi dirci in poche parole come ti sei trovato questi anni al Barbarigo? Molto bene, gli insegnanti sono stati tutti molto presenti anche magari nei momenti più difficili o per rispiegare argomenti o tematiche particolari. E per il dopo hai già le idee chiare oppure? Proverò il test di economia a Padova e dopo vediamo se riusciremo a passare. Bocca al lupo. Mi ero Gianmaria, ho frequentato il Barbarigo, sono uscito quest'anno, ho appena finito gli esami, sono della classe quinta B liceo scientifico. Com'è andato l'esame? Sono molto soddisfatto io, in particolar modo dell'orale. A settembre partirò per Roma dove frequenterò la LUISS, corso di economia e commercio per i prossimi 3 anni e poi 2 anni di specialistica deciderò in seguito dove farli, dove frequentarli. Ho saputo che sei stato ammesso al prestigioso Collegio Mazza. Sì, sono stato ammesso, c'era una graduatoria e sono risultato idoneo. Lunedì andrò a incontrare il rettore. Come ti sei trovato questi anni al Barbarigo? È stato un ambiente assolutamente positivo per lo studio, per l'amicizia, il rapporto con i professori. Ogni giorno mi sono trovato sempre bene. Ricordo in particolare il rapporto con il personale scolastico e non scolastico, sempre pronto a donarti un sorriso la mattina e probabilmente una parte di me rimarrà sempre in questa scuola. Mi chiamo Arianna Notaro e frequento la quinta superiore dell'Istituto Tecnico Barbarigo di Padova. Stai per fare l'esame, come ti senti? Sono un po' agitata, però sono tranquilla perché comunque se una persona ha studiato per 5 anni, credo che un ultimo esame non sia quello a cambiarti la vita. Che argomento porti per la tua tesina? Porto l'importanza di 2 concetti fondamentali come l'informazione e la comunicazione. In una parola, sai dirmi come ti sei trovata in questi anni qua al Barbarigo? Benissimo, sì, ha cambiato il mio modo di essere. Hai già qualche idea per il dopo oppure facciamo prima l'esame? No, sicuramente continuerò i miei studi presso la Facoltà di Economia e Commercio di Padova e successivamente cercherò un lavoro che mi dia tante soddisfazioni. Mi piacerebbe fare la manager in un'azienda che si occupa di marketing. Samuele Pinton, ho fatto la terza liceo classico. Hai già fatto l'esame? Sì, l'altro ieri ho finito con l'orale. Com'è andata? Bene, sia scritti che orali, tranquillo. Come ti sei trovato questi anni al Barbarigo? Io sono fortunato che ho trovato una bella classe, per cui mi sono trovato bene con i miei compagni, veramente non potevo chiedere di meglio e basta, sostanzialmente di questo sono fortunato. Hai già le idee chiare per il dopo o aspetti? No, ho le idee abbastanza chiare, farò la facoltà di scienze agrarie all'Agripolis di Legnaro e basta, per adesso comincerò lì, dopo vediamo. Intanto mi chiamo Giovanni Vettore, sono un insegnante di matematica che insegno a Newton. Come stanno andando questi esami, questa maturità 2013? Molto bene, ragazzi preparati sufficientemente bene, con delle belle punte, alcuni che esprimono una buona preparazione sia di base, soprattutto dal punto di vista classico, e qui le punte migliori anche dal punto di vista scientifico. Senta, se può con la sua esperienza suggerire che cosa è prioritario nella presentazione di una propria tesina? La tesina è molto importante e sono fatte molto originali, non scaricate da internet, quindi molto belle.
Che ambiente ha trovato qua al Barbarigo? Accogliente. Grazie. Prego. Buona giornata.